Era il 9 marzo 1510, quando ad un anziano devoto, Giovanni Cigana, apparve per la prima volta la Madonna. Da quel giorno, ogni anno, oramai da 5 secoli, nel santuario di Motta si celebra l'anniversario dell'apparizione, con pellegrinaggi e messe solenni. Stamane si è ripetuta la cerimonia di accensione della lampada votiva con l'olio offerto dal comune di Annone Veneto. A nome della comunità civile di Annone Veneto, rinnovo a te, Santa Madre di Dio, l'offerta dell'olio, riaccendendo la lampada votiva. Significa confermare il grande attaccamento, la grande devozione della nostra gente alla Madonna di Motta. Centinaia le persone arrivate a Motta da ogni parte del Veneto. Chi viene qui ogni 9 marzo per tradizione, chi per chiedere una grazia alla Madonna, perché anche in un'epoca in cui regna l'apparenza e il materialismo sembra esserci ancora bisogno di spiritualità. La Madonna mi aiuta in tante cose, specialmente nella malattia e nell'aiuto specialmente ad accudire gli ammalati. A mio marito è malato, comunque sono venuta perché vengo sempre. Ho sentito da 2 o 3 giorni che aspetto questa giornata. Io sento il bisogno, anche perché ho avuto dei problemi nella vita.